Buongiorno, sono Roberto Brisotto e sono qui all'interno di questa serie di video intitolata Opere ed autori per parlare di una mia composizione corale, Ariels Madrigal. Ringrazio innanzitutto l'USCI Friuli Venezia Giulia per avermi gentilmente invitato a partecipare a questo ciclo di video, richiedendomi specificatamente di presentare questa partitura, in ragione del fatto che essa è stata scelta dal maestro Mirko Ferlan, attuale direttore del coro giovanile regionale del Friuli Venezia Giulia, per far parte del repertorio di questa formazione corale, che è nata ed opera proprio in seno all'USCI Friuli Venezia Giulia. Arias Madrigal è una composizione su testi shakespeariani per coro misto a quattro voci condivisi. Si allarga nella sua scrittura fino a otto voci e presenta alcune parti per tenore e contralto solisti. La sua genesi è legata, come accade non infrequentemente, alla richiesta di un pezzo da parte di un collega direttore, nel caso specifico del noto direttore sloveno Matjaž Šček. Mi contattò tra la fine del 2016 e l'inizio del 2017 per verificare la mia disponibilità a comporre un brano nuovo per uno dei gruppi da lui diretti, il Mejani Pevski Zbor di Postojna, coro misto di Postumia. Il lavoro doveva far parte del programma che il coro avrebbe presentato poi al concorso corale Antonio Guanti di Matera, concorso internazionale, il cui regolamento prevedeva la presenza nel programma di un brano di compositore italiano vivente. Il maestro Scek mi illustrò un po' con le caratteristiche che desiderava il brano avesse, pur lasciandomi libero di adattarle alla mia ispirazione. Nel frattempo io avevo già cominciato a ragionare sul testo e a valutare una serie di possibilità, tenendo presente appunto le richieste che mi erano state avanzate in merito alle caratteristiche del brano stesso. Tra questi mi venne l'idea di inserire anche delle pagine shakespeariane, visto che nel 2016 si erano appena festeggiati i 400 anni della morte del grande drammaturgo inglese. La prima idea fu di cercare qualche testo tra i sonetti, ma in breve tempo mi venne l'idea di rivolgermi ad un personaggio che mi aveva sempre affascinato particolarmente, quello di Ariele o Ariel, nell'originale shakespeariano, spiritello dell'aria che è tra i protagonisti dell'ultima opera di Shakespeare, La Tempesta. Il protagonista principale di quest'opera teatrale è Prospero, duca di Milano, esiliato con l'inganno in un'isola misteriosa e imprecisata del Mediterraneo, della quale egli, grazie alla conoscenza e alla pratica delle arti magiche, diventa signore e in grado di dominare tutte le fantastiche creature che popolano l'isola stessa. Tra i personaggi che assistono Prospero nelle sue azioni c'è lo spiritello dell'aria, Ariel, divenuto suo servo una volta liberato dall'albero in cui la strega Sycorax, strega malvagia, l'aveva imprigionato e al quale il duca di Milano ha promesso di rendere futura piena libertà a fronte dei suoi pronti servigi. La leggerezza tipica dell'aria, del suo elemento, una particolare freschezza e vivacità, ma anche una delicatezza sognante, talvolta velata di malinconia, sono i caratteri tipici di questa affascinante figura letteraria. Gli stessi che le conferiscono un carattere quasi assessuato, tanto che il personaggio è rappresentato indifferentemente nella tradizione sia con fattezze maschili che con fattezze femminili e spesso come un giovinetto dalle fattezze androgine. Ciò che poi lo rende ulteriormente interessante è che nel testo originale shakespeariano ad Ariel sono affidate delle vere e proprie canzoni che dovevano essere appunto eseguite e cantate sul palcoscenico durante lo svolgimento del lavoro teatrale e che sono state infatti frequentemente musicate lungo la storia della musica. Per scrivere Arias Madrigal ho fatto riferimento a due interventi testuali di Ariele o di Ariel che mi mettessero in condizione di evidenziare aspetti diversi della sua personalità, sui quali costruire quelle sezioni musicali di carattere contrastante, brillante ed espressivo che mi erano state per l'appunto richieste. Il primo testo scelto, Before You Can Say Come and Go, incarna l'aspetto più giocoso, leggiadro, giullaresco
dinamico della personalità dello spiritello. È la risposta pronta, fresca e positiva ad un ordine di Prospero, dalla quale si intravede il desiderio di mettere in mostra la propria buona volontà e il proprio essere diligente nella speranza appunto di una prossima piena liberazione. Il secondo, Where the Bee Sucks, invece mette in luce l'aspetto più fiabesco, sognante del personaggio, il quale una volta ricevuta assicurazione da Prospero sul suo prossimo affrancamento dalla condizione di servo, di servitore, già immagina il fascino, le delizie della propria vita da essere libero. Il progetto musicale si è delineato così quasi subito anche in relazione alla specificità dei testi scelti. L'idea è stata immediatamente di costruire una partitura che presentasse degli espliciti aspetti di rimando alla scrittura rinascimentale, specialmente quella inglese, i quali però convivessero con altri, con altri che potremmo definire più genericamente moderni. Si spiega così il riferimento alla forma madrigale presente nel titolo, ma anche con l'utilizzo di una scrittura a sezioni, particolarmente finalizzata ad esprimere certe pieghe del testo, nonché con il ricorso in alcuni punti a veri e propri madrigalismi, cioè a effetti musicali quasi descrittivi di alcuni affetti o di alcuni termini del testo. La macrostruttura è sostanzialmente quella di una forma ternaria A-B A', in cui le sezioni estreme, nel quale viene adottato il testo di Before You Can Say, hanno un carattere brillante, mentre quella centrale, Where the Bee Sucks, uno più calmo ed espressivo. L'inizio ha le movenze di una elegante danza rinascimentale che rispecchia la prontezza ma anche la grazia con cui Ariel risponde all'ordine impartito da Prospero e suggerisce le immagini del saltello e delle facezie presenti nel testo. La gestione della scrittura e delle parti vocali richiama da vicino quella del madrigale, ad esempio nell'alternanza di brevi spunti imitativi con andamenti più accordali, e utilizza stilemi ritmici tipici del periodo, a maggior ragione nelle danze, nei brani a forma di danza, come la emiolia o emiola, passaggio da suddivisione ternaria a binaria o viceversa. Madrigalismi evidenti si possono osservare nel momento in cui il testo recita breathe twice. L'idea del respiro è realizzata con un fiato al sospiro e la ripetizione per 2 volte della parola breath rimanda appunto al concetto di respirare 2 volte, no? Poi al termine cry, l'idea del pianto è evocata da accostamenti accordali con movimenti cromatici e false relazioni, e poi all'espressione with top and more, caratterizzata da saltelli melodici scherzosi e scanzonati. L'ultimissima parte del testo di questa prima sezione si apre in un'espressione di carattere diverso, ma tu mi ami maestro o no, oppure no, che fa quasi tenerezza per come esprime la ricerca di rassicurazione emotiva e calore affettivo dello spiritello. Musicamente il discorso si ammorbidisce nel ritmo, nella melodia e nelle armonie, preparando il passaggio alla sezione centrale dal carattere lirico ed espressivo. Quest'ultima, con il testo di Where the Bee Sucks, è costituita da lunghi, ricchi accordi tonali con note aggiunte a 8 voci, sui quali alternativamente il coro canta alcune parole del testo oppure canta a bocca chiusa, sviluppando degli effetti di apertura e chiusura del suono, che possono ricordare quelli della cassa espressiva dell'organo, e disegnando un'atmosfera sognante
ed incantata. Sopra questo tappeto sonoro, timbrico ed armonico, le voci di un contralto e di un tenore solista si alternano nel cantare l'intero testo della seconda canzone shakespeariana, su morbide melodie scritte in maniera da dare l'impressione di essere ritmicamente piuttosto libere e non ingabbiate in un metro severo. L'utilizzo sia in alternanza sia assieme di una voce femminile grave, quella del contralto, e di una voce maschile acuta, quella del tenore, due voci appunto di tipo diverso, di sesso diverso, ma che agiscono però in una tessitura simile, si spiega con l'intenzione di dare rilievo al carattere tra l'assessuato e l'androgino tipico del personaggio. Man mano che il testo è in una sorta di progressione emotiva, presenta immagini più coinvolte, l'andamento melodico si fa poco alla volta più dinamico. Si vede per esempio l'agilità del madrigalismo sulla parola fly e quello ritmico più mosso, fino ad arrivare alla brillantezza quasi scampanellante del passaggio dove il testo recita, quasi entusiasta, Merrily, merrily, shall I live now? E allegro, allegro, ora vivrò. Nel finale di questa parte centrale il tempo rallenta, il clima si placa, quasi Ariel si rendesse conto che la realtà che sta immaginando è ancora per il momento un sogno, come testimonia il verbo al futuro I shall live. Su una quinta vuota dei due solisti la sezione si conclude e parte senza soluzione di continuità una ripresa della parte A, non letterale, non uguale, ma con gli stessi evidentissimi elementi di scrittura. Dopo una momentanea incantata sospensione sull'espressione cry so so, un pedale di dominante sostiene alcune battute di andamento stringente, sia dal punto di vista ritmico che armonico, le quali sfociano in un'ampia retorica apertura corale che si conclude con un accordo coronato lungo sulle parole on his toe. Il carattere saltellante, scherzoso e motteggiante dell'inizio viene ripreso chiaramente dopo la corona with more and more, così come l'utilizzo della falsa relazione. In un paio di battute l'andamento ritmico e la scrittura corale serrata vengono ammorbidite e diradate per condurre al finale, che riprende l'inciso accordale dolce già usato alla fine della prima parte sull'espressione Do you love me, Master No? Che ripetuto più volte in modo sempre più allargato e rallentato conduce il brano alla sua conclusione. Nella speranza di avervi felicemente accompagnato alla scoperta di questo mio lavoro corale, ringrazio nuovamente Luci per l'opportunità, ringrazio cordialmente tutti coloro che hanno dedicato qualche minuto alla visione di questo video e spero sarà possibile in un futuro non troppo distante, quando anche le attività corali potranno riprendere, proporre l'ascolto di questo brano nell'esecuzione del coro giovanile regionale del Friuli Venezia Giulia e del suo direttore, il maestro Mirko Ferla. Un cordiale saluto a tutti.